Allora, questo è il terzo appuntamento, come abbiamo detto, dell'approfondimento sulle carte, alla luce delle carte del Magistero e degli insegnamenti di Giovanni Paolo I. Un appuntamento importante perché dopo i due che si sono focalizzati su quelle che sono le fonti, l'archivio personale di Luciani e la sua biblioteca, ora entriamo in una dimensione di tematica che parte appunto proprio dal suo primo, vogliamo, del suo programma di pontificato. Un vogliamo che è ancora attuale perché tratta appunto del Concilio Vaticano II da portare a compimento, e noi sappiamo anche dalle considerazioni fatte dall'attuale pontefice che in alcune sue considerazioni ha detto siamo ancora a metà. Oggi abbiamo avuto un contributo notevole proprio a partire dalle sue carte, dai suoi appunti e da quanto lui ha detto in concilio, e seguendo sistematicamente tutte le sessioni che ci sono state, abbiamo avuto un metodo e anche una possibilità di prendere a prestito quelli che sono gli approfondimenti fatti da Luciani per portare a compimento il Concilio Vaticano II. Quindi sono temi di estremo interesse storico, ma anche di estremo interesse attuale. È questa la grandezza del Magistero di Giovanni Paolo I, che non finisce con quello che è stato il suo tempo storico, che è stato appunto solo di 34 giorni. Per quello che riguarda, quindi noi andremo avanti, seguiremo gli altri 6 punti del suo percorso di programma di pontificato, che sono tutti poi afferenti anche al Concilio Vaticano II, altri punti di estrema attualità perché appunto sono l'applicazione della pace, l'ecumenismo e insomma quello che sono state le grandi strade maestre del Concilio Vaticano II.